La sospirata Greenway lungo il Sile è finalmente aperta, con un percorso ciclopedonale che collega le sorgenti di Vedelago alla laguna. Dall'altra parte la questione Burci, che si ripresenterà già a settembre. Tra luci e ombre, ma soprattutto tra polemiche furibonde, il Consiglio del Parco del Sile porta avanti i progetti messi in cantiere e si prepara ad affrontare altri nodi spinosi. Siamo stati un po' attaccati da fuoco amico, ma non molliamo, questa è la cosa importante. Noi andiamo avanti. Abbiamo il supporto di tanti altri consiglieri e soprattutto della gente che ci sprona ad andare avanti e a far sempre meglio. Ma Petenà, io condivido con lui, se vuole un giorno ci facciamo un bel giro in bicicletta su questa bellissima pista e insieme possiamo parlare di qualsiasi cosa. Greenway, traguardo raggiunto. Ce l'abbiamo fatta, vogliamo renderla fruibile per il mese di agosto. Proprio ieri siamo entrati in possesso di tutte le aree. Quindi finalmente, dopo tanti anni di travagliato lavoro, siamo riusciti ad aprirla e a renderla fruibile già da oggi. I ritardi? Chi lavora bene va pagato subito, dice il Presidente, che replica anche a chi storcerà il naso per le passerelle in ferro. Chi si lamenta adesso delle passerelle in metallo, prima si lamentava delle passerelle in legno. Quindi un po' di coerenza sarebbe anche richiesta. Anche ai Burci di Casieri il prossimo inverno toccherà la stessa sorte. Noi cerchiamo di fare delle opere che poi restino per sempre e abbiano un costo di manutenzione quasi azzerato.